A nome mio, come responsabile scientifico di questo convegno e come coordinatore del gruppo di neuropsicologia dell'Ordine regionale del Veneto, naturalmente dell'Ordine degli Psicologi, vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere qui presenti. Partiamo subito, così almeno entriamo poi nel vivo, quindi passo la parola per un breve saluto al vicepresidente, che ringrazio per la disponibilità e per la pazienza, dell'Ordine dei Medici della provincia di Padova, il dottor Guerra, che ci porta i suoi saluti. Grazie dottore, prego. Mi scuso un attimo per la fretta, ma stamattina sono impegnato poi successivamente, ma comunque porto i saluti del Presidente, non sono io il professor Simioni naturalmente, ma di tutto il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Padova, che voi sapete è organizzato a livello provinciale, mentre voi so che avete un'organizzazione regionale e che vi porta i saluti. Il convegno di oggi direi che ci interessa, la collaborazione credo che sia una cosa indispensabile per tutti, anche se poi diciamo forse ci si interessa un po' con aspetti diversi, con aspetti diversi delle stesse cose, o quantomeno insomma. Io non ho molta esperienza per quanto riguarda gli argomenti trattati qua oggi, io faccio il medico di famiglia, ma mi piacerebbe come dire, portare qua all'attenzione di tutti una esperienza che si sta portando avanti, che forse qualcuno di voi conosce, lo psicologo di base, tra virgolette, no? Nel senso che con la ristrutturazione della medicina territoriale che sta portando avanti la Regione Veneto, le cosiddette medicine di gruppo integrate, che dovrebbero essere l'organizzazione funzionale del territorio, ma devono essere, per cui il medico di famiglia non è più da solo, lavora in gruppo nei centri, affiancato dagli infermieri e del personale di studio, e una delle figure che potrebbe essere importante, che è stata sperimentata mi pare a Carmignano di Brenta, è lo psicologo appunto inserito in questa struttura, che naturalmente è un grande aiuto per noi medici di famiglia, che è apprezzato anche dall'utenza, per cui direi insomma, accanto alle esperienze, quindi non si tratta chiaramente di neuropsicologia, ma è l'esperienza che porto, e quindi noi siamo attenti come ordine anche a queste cose, e direi che insomma la collaborazione è sicuramente la cosa che ci interessa di più, non certo conflitti, non certo come dire, contrasti, ma sicuramente collaborazione, perché il campo è ampio e sicuramente le competenze sono diverse, per cui vi auguro buon lavoro e scusate la fretta, ma devo tornare in ambulatorio, per cui buon lavoro ancora, grazie. Grazie dottor Guerra, anche perché ci fa molto piacere sentire dalla parte dei medici questi due termini di collaborazione e non conflitto, ci riempiono veramente di gioia e anche di speranza, per cui grazie per questo intervento. Che anche da parte vostra sia altrettanto. Assolutamente sì, ci impegneremo al massimo. Andiamo avanti con i saluti delle autorità. Allora abbiamo il piacere di avere qui la professoressa Bisiacchi, che è membro della Società Italiana di Neuropsicologia, per cui ci porta i saluti della Presidente, dottoressa Papagno, che purtroppo non è potuta intervenire, ma la professoressa è da un po' che collabora con la Società Italiana di Neuropsicologia, e sappiamo quanto è importante il ruolo delle società scientifiche al nostro fianco, per cui prego Patrizia, a te la parola. Sarò molto veloce, sarò molto rapida, perché purtroppo la professoressa Papagno ha avuto un imprevisto e che doveva quindi meglio di me rappresentare la Società Italiana di Neuropsicologia. Volevo solo che fosse chiaro a tutti che c'è una grande collaborazione tra la Società Italiana di Neuropsicologia e l'Ordine degli Psicologi, proprio per la figura del neuropsicologo, che all'interno della Società Italiana di Neuropsicologia è uno psicologo. I neurologi, i medici fanno behavioral neurology, ma non fanno neuropsicologia, e questo credo che sia importante per l'identità del lavoro. Stiamo lavorando quindi nella società anche per definire le scuole di specializzazione, e come il dottor Ruzza sa, peraltro ci sono dei tavoli di lavoro dell'Ordine degli Psicologi Nazionale e della Società Italiana di Neuropsicologia, per cercare di definire questo ruolo, che penso sia sempre più necessario sul territorio e richiesto, ma sarebbe bene identificare chi è il neuropsicologo e non tutti gli psicologi fanno tutto, perché come voi sapete la psicologia è assai varia e ognuno di noi ha certe specializzazioni, non altre. Quindi penso che sia ora di
identificare bene chi è il neuropsicologo. Quindi auguro buon lavoro, ci risentiremo anche dopo, immagino, e avrei detto. Grazie. Bene, ed ora passiamo la parola al nostro presidente, al dottor Alessandro De Carlo, che è arrivato e che ci porta i saluti dell'ordine. Prego. Buongiorno. Che dire, psicologo e medico, ho detto tutto. Sostanzialmente è qui la forza di questo evento. Lo organizziamo noi, Ordine degli Psicologi, abbiamo la collaborazione, il supporto, il dialogo con l'Ordine dei Medici. La vera introduzione concettuale alla giornata è già stata fatta quando si postula la necessità di una collaborazione su temi rilevanti per la salute delle persone e gli stessi medici dicono ragioniamo in termini di complementarietà, di multidisciplinarietà, di integrazione, allora significa che l'ordine, la comunità professionale, tutti noi abbiamo fatto un passo avanti. La nostra sfida è quella di farci trovare preparati. Siamo una professione cronologicamente più giovane rispetto a quella medica. Possiamo dire che la psicologia è sempre esistita, ma parliamo di strutturazione. Noi siamo un ordine e una comunità professionale che prende una forma stabile nell'89, l'ordine dei medici c'era già da prima. Nel momento in cui ci sono aperture, voglia di collaborare, è nostro dovere farci trovare pronti all'appuntamento. Giornate di studio, di condivisione, di approfondimento come queste ci possono e ci devono portare a questo obiettivo. È l'augurio che faccio a voi oggi per una giornata che sia proficua, per una giornata che possa permettere di scambiare idee, di scambiare pensieri e di trovare nuove prospettive. La comunità professionale degli psicologi negli ultimi 2 anni ha fatto dei passi avanti da gigante. Credo che sia visibile agli occhi di tutti noi che siamo sul campo ogni giorno quanto la psicologia comincia a diventare riconosciuta, richiesta dalle persone, dai pazienti, dalle persone in difficoltà e dagli altri professionisti sanitari. Continuiamo questo lavoro insieme, solito discorso che faccio sempre, l'ordine da solo può molto poco, la comunità professionale, i 10.000 psicologi nel Veneto insieme, compatti, possono moltissimo. Continuiamo in questo percorso, siamo sempre più formati, sempre più capaci di fare quello che facciamo e teniamo la mente aperta a tutte le possibilità professionali e alle diverse sfide che questi anni ci apriranno. Saranno moltissime e io sono molto fiducioso sul fatto che noi insieme riusciremo a vincerle e a portare la psicologia nel ruolo che le spetta all'interno delle professioni sanitarie, nel sistema sanitario e nel privato, sempre più vicine alla gente per il benessere e per la salute. Grazie e buona giornata.